Questa volta mi uccide. Parole terribili che una mamma ha scritto alla figlia prima di essere presa in ostaggio dal marito. Sono le 22 quando alla centrale dei carabinieri arriva una chiamata. Una ragazza chiede aiuto perché la madre si trova in una situazione di pericolo. Per tutto il pomeriggio aveva provato a contattarla al telefono ma senza ricevere risposta, fino alla sera quando riesce a sentirla. Poche drammatiche parole. Aiuto, sono in pericolo, mi vuole uccidere. Basta poco all'operatore del 112 per comprendere che non ci sono attimi da perdere. La donna, 58 anni, è in casa con il marito armato e violento, nell'appartamento di via Gorizia a Preganziol, dove vivono a pistole e fucili. Sul posto arrivano in pochissimo tempo numerose pattuglie dei carabinieri. La zona viene bloccata, la strada che porta all'abitazione è chiusa, nessuno può né entrare né uscire. Ieri sera io con un'amica dovevo accompagnarla alla sua macchina lì e purtroppo ci hanno bloccato proprio qui le forze dell'ordine dicendoci che non potevamo raggiungere la vettura perché c'era uno stato di emergenza e dovevamo tornare in casa e chiuderci in casa e stare distanti dalle finestre. Alla donna l'uomo ha strappato di mano le chiavi di casa, non voleva che se ne andasse dopo l'ennesima lite. Così la vittima ha inviato diversi SMS alla figlia chiedendo aiuto. Una nottata estenuante e difficile. I carabinieri rimangono in contatto con la 58enne attraverso dei messaggi. La confortano, le danno la forza. Lei è sotto shock, pietrificata dalla paura. Sul posto arrivano anche le squadre operative di supporto della 4ª Brigata Carabinieri Veneto ed il negoziatore del Comando Provinciale di Treviso che inizia a interloquire con la donna attraverso brevi messaggi. Alle 7 del mattino, dopo ore e ore, il negoziatore suggerisce alla donna di cercare di uscire di casa con la scusa di portare fuori il cane, come ogni mattina. È l'unico modo per poter fare irruzione, bloccare l'uomo senza mettere in pericolo la donna. Lei ad un tratto esce con il cagnolino, è salva. I carabinieri la prendono, la portano al sicuro, scatta il blitz, gli uomini del reparto speciali sfondano la porta e bloccano l'uomo. È finito l'incubo. Questa mattina, prima di recarmi al lavoro, ho visto appunto che scendevano con una persona incappucciata e ho visto che lo caricavano in macchina. L'uomo, operaio, totalmente sorpreso dall'azione fulminea, non ha opposto resistenza. È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza privata e si profila anche il sequestro di persona. Le armi, ben 6, detenute per uso sportivo, sono state poste sotto sequestro.